Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. Music loud, women walk, being kicked around since I was. Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Shogun 2 Total War all'interno della nostra campagna in una bella stagione invernale, e ritroviamo i nostri samurai che si sono ribellati nella provincia di Mikawa. Infuriati per la perdita dei valori tradizionali, i samurai di questa provincia hanno sollevato una rivolta. Andiamo a dare un'occhiata con la nostra lente di ingrandimento e ritroviamo i nostri samurai all'interno di questo promontorio. Praticamente hanno afferrato delle lance in terra e si sono armati pronti per contrastare il potere dello Shogun. Quindi adesso dobbiamo impegnarci per distruggere questo esercito. Innanzitutto disponiamo la nostra corazzata in questa posizione a depredare la rotta commerciale nemica. La nostra corazzata Potionkin la possiamo mandare avanti per supportare i nostri eserciti che andranno a scontrarsi ovviamente contro questi ribelli okazaki, e vediamo un po' all'interno della cittadina di Totomi se riusciamo a fare qualcosa per intercettarli. Allora, i cittadini si ritrovano sotto controllo a 6 punti al di sopra della norma, quindi possiamo selezionare 6 unità da schierare contro il nemico. Allora, 2 unità di cavalleria saranno fondamentali, seguite dalle unità di fucilieri. Benissimo, 5 unità, e con una sesta unità può andare più che bene. Portiamole vicino ai nemici in modo tale da scontrarci, perché potranno conquistare nella maniera più rapida possibile il nostro castello di Mikawa. Allora, vediamo un po'. Perfetto, le nostre navi a breve entreranno in portata e distruggeranno il nemico. Innanzitutto guardiamo la nostra situazione a ovest. A ovest allora ragazzi ritroviamo la nostra provincia di Yamashiro appena conquistata e abbiamo 5.000 monete da investire. Le investiamo nella nostra fattoria in modo tale da migliorare l'agricoltura di mercato per ottenere più introiti nei prossimi turni. Allora, inoltre abbiamo un esercito che sta per essere rinvigorito del tutto, e vediamo un po' se possiamo utilizzare la nostra geisha in modo intelligente per approdare, convertire questi nemici, ma non dispongono di un generale, quindi non possiamo far nulla. Allora, mandiamo la nostra geisha in esplorazione in queste province, visto che abbiamo ormai capito che intenzioni ha il nostro avversario, e vediamo le province dei Tottori, che probabilmente andranno a ricoprire il prossimo obiettivo di conquista. Allora, all'interno della provincia di Yamashiro, come potete vedere, le nostre truppe sono state rinvigorite al massimo, e adesso recluteremo il nostro Zenigata, ragazzi, il nostro poliziotto che andrà a ispezionare negli accampamenti nemici. Allora, innanzitutto prendiamo il nostro esercito dalla provincia di Yamashiro e facciamolo uscire dalla nostra provincia e riportiamo dentro l'esercito appartenente al reduce della seconda guerra mondiale. Allora, come potete vedere, abbiamo la popolazione non sotto controllo a causa di questo saccheggio, e spediamo all'interno delle mura ben 4 unità, probabilmente le unità più anzi meno veterane. E ok, adesso l'ordine è sotto controllo e recluteremo qualche altra unità di fanteria per intaccare le province avversarie. Allora, per la conquista della cittadina di Mino, ragazzi, c'è una lotta a tempo. Infatti i nostri Nagoya stanno cercando di andare avanti e conquistarla immediatamente, seguiti dal nostro esercito senza generale, ovvero guidato dalle unità di marina. Vediamo se possiamo conquistare questa città prima dei nostri amiconi, e ovviamente cercheremo di portare avanti immediatamente un generale per farle rinvigorire dopo questo tempo di logoramento. Un'abilità fondamentale della marina, ragazzi, è che non possono subire il logoramento durante le stagioni invernali, perché praticamente avranno i polmoni e il cuore d'acciaio anche in questo periodo e non hanno alcuna penalità. Comunque, a nord invece sta succedendo qualcosa di strano. Stanno cercando di conquistare, ovvero questi Tottori, l'esercito di Noto, scusate, la cittadina di Noto, nonostante siano stati sconfitti nella cittadina di Echu, e quindi stanno cercando di avanzare, e distrutti dal freddo cercano di conquistare la nostra cittadina. Innanzitutto hanno portato anche una bella nave con a bordo circa 1500 uomini, probabilmente ci saranno 1500 uomini, perché potete notare i punti interrogativi, ovvero i dettagli che sono ancora sconosciuti. Quindi per mettere fine a questa storia inviamo ben 3 unità di corvette per mandare sul fondo oceanico sia l'unica imbarcazione che li trasporta che le unità al di sopra. Benissimo, vediamo un po' cosa riusciamo a combinare. Ovviamente ci ritroviamo in netto vantaggio e possiamo risolvere automaticamente la battaglia e spedire queste 1500 unità sul fondo oceanico. Perfetto, e adesso vediamo un po' che cosa ritroviamo qui. Una bella flotta nemica, vediamo un po', dispone delle corvette in rame, quindi le nostre navi in legno non avranno alcuna speranza, e le avviciniamo alla nostra flotta principale. Innanzitutto vediamo se possiamo reclutare qualche altra unità navale, niente di importante, però possiamo avvicinare le nostre unità navali vicino all'esercitino nemico, ovvero l'esercito dei Tottori, per cercare di effettuare questa imponente battaglia e cercare di
rispedirli indietro con il nostro daimyo, ovvero il capo di tutti i nostri territori. Il comandante guiderà le forze in battaglia. Perfetto. Ovviamente il nostro daimyo ha 2 punti di lealtà contro questo Ikea Kadeo, che ha anch'esso 2 livelli per quanto riguarda l'abilità in battaglia, e abbiamo 2118 uomini contro 1260. Però vi ricordo che le nostre unità sono la maggior parte delle nostre unità sono contadini, hanno appena lasciato la loro fattoria per andare a combattere, mentre le unità del nemico sono un po' più specializzate, dispone di alcuni Kikoyari, cavalieri con lancia, alcuni arcieri, ma anche alcuni samurai con katana, chiamiamoli così, anche alcune unità specializzate nei sotterfugi, come per esempio i Ninja Kisho, e anche esso ha delle unità di fanteria. Però lui non ha le navi, ovvero vediamo un po' cosa faranno le nostre navi. Allora, raggio di copertura fuoco navale, abbiamo 70 metri di fuoco di copertura, 37 proiettili per raffica e 13 secondi all'impatto, si ritrovano abbastanza vicine, e durata del bombardamento 12 secondi e 154 secondi per far ricaricare i cannoni alle nostre navi. Comunque cerchiamo di combattere questa imponente battaglia sulla costa di Noto e cerchiamo di vincere. Benvenuti ragazzi all'interno del campo di battaglia. Come potete vedere, le truppe avversarie si stanno avvicinando alle nostre unità, che si sono raccolte appena adesso nel bosco. Intanto alcune unità di cavalleria nemiche si stanno avvicinando, come questi Kiko Narco e Kiko Yari, che davvero sono una rottura di scatole per le nostre unità di fanteria, che adesso le ruoteremo in modo tale da colpire immediatamente il nostro nemico. Allora, e adesso abbiamo notato che i cannoni sono disponibili e adesso li faremo divertire un po'. Comunque intanto posizioniamo le nostre unità da tiro immediatamente pronte ad aprire il fuoco. Vediamo un po' se si danno una mossa, vediamo se sparano. Ok, posizioniamo queste unità nella maniera corretta, e che c'è questo monte davanti che non permette alle nostre unità di far fuoco. Comunque utilizziamo il nostro fuoco navale in quest'area, vediamo se riusciamo a colpire queste unità. Intanto avanzeranno, quindi concentriamoci nella maniera migliore. Ecco alcune unità, dannazione, che stanno colpendo il nostro generale. Attenzione, ecco, sono caduti proprio nella trappola che volevamo, e adesso le nostre unità le bloccheranno e le attaccheranno immediatamente. Benissimo, andiamo. Forza, fate fuoco. Ecco, l'unità di cavalleria è già stata, abbiamo mandata in fuga, quindi il nemico ha perso questa unità inutilmente. Ed ecco che le nostre unità navali stanno per far fuoco sulle unità nemiche. Vediamo un po' quante vittime siamo riusciti a distruggere. Guardate queste belle cannonate come arrivano e demoralizzano il nemico in una maniera proprio accentuata. Perfetto, avremo il prossimo fuoco di copertura tra diversi secondi. Intanto ancora il nemico ha delle unità di cavalleria che stanno demoralizzando i nostri uomini. Il nostro generale è ancora vivo, intatto, e sarà utile per mantenere alto il morale. Vediamo ancora delle unità nemiche che continuano a distruggere il morale dei nostri nemici, dei nostri alleati. Vediamo un po', ecco altre unità di Kikoyari che si avvicinano. Vediamo se possiamo bersagliare finalmente. Vediamo un po' questi alberi, davvero sono una rottura di scatole. Perfetto, siamo riusciti a distruggere anche la nostra unità di arcieri. Benissimo, sta iniziando la schermaglia contro le unità nemiche. Il nostro generale è pronto a recuperare il morale dei nostri amici. Benissimo, queste unità dobbiamo riportarle in sella. Avanti, avanti. Il vostro generale è sotto attacco, signore! Generale sotto attacco. Incidiamo un'unità ad avanzare, ad aumentare la loro abilità in battaglia. Avanti amici miei, fate fuoco. Ecco, alcune unità si stanno già scontrando. Queste unità dalla montagna le facciamo sparare immediatamente. Vediamo un po' queste unità se iniziano a far fuoco. Perfetto, che è successo? Ho visto tremare la terra. Andiamo avanti. Perfetto, posizioniamoci. Guardate, anche il generale inizia a far fuoco. Vediamo dove lo ritroviamo. Eccolo qui, mettiamolo davanti alle nostre unità, perché queste unità da corpo a corpo sono una vera distruzione per le nostre unità con fucile. Ed ecco che ricarichiamo le nostre imbarcazioni. Abbiamo un'altra bella cannonata navale pronta. E ragazzi, sono i Ninja Kisho che continuano a far fuoco con le loro granatine. E adesso vediamo un po' se possiamo decimarli immediatamente. Allora, il nostro generale, attiviamo l'abilità chiamata raccolta per far recuperare alle nostre unità il morale. Ovviamente questa unità la porteremo in modo tale da girare il nostro nemico. Ed ecco un'altra abilità di fuoco concentrato pronta per bersagliare il nemico. Vediamo se questa volta saremo più fortunati. Avanziamo con queste unità.
Queste unità possiamo riportarle indietro. Ed ecco l'artiglieria navale che Avete continua a far trionfato fuoco. sul nemico. Guardate un po', ecco qui che arrivano le cannonate direttamente dal mare che demoralizzano il nemico e ormai è in fuga, non ha avuto nessuna speranza. Abbiamo perso diverse unità a causa di questi dannati ninja kish, infatti non capivo che cos'erano questi scoppi che avvenivano davanti alle nostre unità. Comunque abbiamo colto un'importante vittoria decisiva, adesso vediamo un po' nel campo di battaglia come si evolverà la situazione. Ovviamente le unità navali sono state fondamentali per la nostra vittoria perché se non ci fossero state avremmo vinto lo stesso, almeno si spera, però infliggendo numerose vittime al nostro esercito. Comunque adesso andiamo all'interno del nostro resoconto e vediamo un po' quello che abbiamo combinato. Benissimo ragazzi, siamo riusciti a cogliere una vittoria decisiva come avete potuto vedere nella battaglia. Abbiamo perso appena 515 unità su 2000, quindi possiamo ritenerci soddisfatti, e abbiamo ucciso bene 931 nemici. Vediamo un po', ecco, abbiamo rispedito il nemico nella sua patria appena conquistata, e nella nostra cittadina di Noto si stanno agitando i cittadini. Infatti dobbiamo rientrare immediatamente all'interno della nostra cittadina per evitare che si sollevi una rivolta incontrollabile. Quindi abbiamo rispedito il nemico all'interno della sua cittadina e lo terremo occupato qua dentro per un po'. Intanto vediamo se possiamo effettuare un bombardamento navale con le nostre imbarcazioni e con le palle di cannone che si muovono dalle imbarcazioni. Abbiamo distrutto 30 unità di Kaki Konyari più una roccaforte danneggiata e un dojo tradizionale, quindi il nemico non potrà arruolare delle unità per un breve periodo di tempo, e questo potrà essere utile per contrastare i nostri nemici a sud. Intanto avanziamo all'interno di questa stagione invernale e vediamo un po' che cosa accadrà nei turni successivi. Ferrovia bloccata ragazzi, guardate un po', un contingente nemico sta bloccando la ferrovia che le nostre forze usano per il trasporto. Vediamo un po', ed ecco i nostri ribelli che stanno bloccando la ferrovia, impedendo ai nostri treni di arrivare a destinazione, ma adesso ce ne occuperemo presto, state tranquilli. Intanto andiamo a nord per vedere che cosa è successo nella cittadina di Ida. Speriamo che il nostro avversario, anzi il nostro alleato, non l'ha conquistata immediatamente, e infatti l'avversario è stato appena adesso sconfitto, il nostro avversario, da queste unità che si ritrovano all'interno della cittadina. Però sono numerosissime ed è impossibile conquistare la cittadina con queste poche unità, quindi dobbiamo rinfortire il nostro esercito in una maniera davvero spettacolare, ovviamente reclutando numerose unità di artiglieria e soprattutto unità da tiro all'interno della nostra cittadina Yamashiro, perché possiamo reclutare questa fanteria di linea che è davvero una manna dal cielo. Intanto andiamo all'interno della nostra provincia di Totomi e reclutiamo, anzi alla provincia di Totomi, sì giusto, e reclutiamo alcune unità di samurai con katana, chiamiamoli in questa maniera che viene più semplice, e verranno utilizzati per la conquista di questo castello di Ida. Quindi col nostro esercito lo portiamo in queste forestine per una ricognizione, intanto che aspetta alcune unità di artiglieria provenienti dalla città di Mino, alcune unità di fanteria provenienti da Yamashiro e alcune unità di fanteria da corpo a corpo dalla cittadina di Totomi. Benissimo, allora all'interno della nostra cittadina abbiamo il nostro Zenigata, lo portiamo avanti. Zenigata, amico mio, in cerca di Lupin che con i sandali avanza nella neve. Vediamo un po' che cosa può fare all'interno della provincia di Ida. Può incitare una bella rivolta, e quindi la rivolta sarà fondamentale per la conquista della cittadina. Speriamo che riusciremo a farla. Intanto vediamo se la nostra geisha può fare qualcosa all'interno di queste province. Avvicinati. Ragazzi, un altro esercito dei Fukuyama pronto a rompere le scatole. Vediamo quello che possiamo fare. Senza soldi non si fa nulla, quindi rientriamo indietro, anzi torniamo indietro e pronti ad accogliere questo nuovo esercito con le nostre unità. Intanto a nord vediamo un po' come si ritrova la situazione. Stiamo per rientrare nella provincia di Noto per evitare alcuni scontenti da parte dei nostri uomini. Perfetto, e adesso con la nostra flotta vediamo un po' se possiamo nuovamente bombardare la città nemica. Abbiamo distrutto quasi la roccaforte e abbiamo un'altra bella flotta pronta a far fuoco. Perfetto, abbiamo ucciso una diversa unità della guardia del corpo del generale, ma anche alcune fanterie di leva. Perfetto, adesso vediamo un po' se possiamo, abbiamo terminato i punti d'azione. Mi sarebbe piaciuto entrare all'interno del porto nemico per evitare di far entrare introiti e quindi far crescere l'impero economicamente. Comunque lo faremo nel turno successivo. Comunque anche questo gameplay è terminato ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando votate e commentate, ciao a tutti ragazzi.